ti sta divertendo un po' troppo, frate. Ragazzi, la nostra giornata è ancora lunga, adesso andiamo a casa, doccia, ci cambiamo e siamo pronti per uscire questa sera. Ma perché non andiamo a Taormina? Ah, Taormina, Alberto, ma non esiste, io sono stanca, no ragazzi, ho bisogno di riposare. No. Allora, sai dove andiamo? A Ortigia. Ah, Ortigia, ancora più lontano, no ragazzi, sono stanca, ho bisogno di cambiarmi, devo fare la doccia. Dai, ma puoi essere stanca che hai 20 anni? Gio, devo farmi lo shampoo, i capelli, ma sai quanto tempo impiego? No. Gio, ma sai che Ragazzi. facciamo? Andiamo nei due e la lasciamo qui. Sono d'accordo, andiamo? Tieni. Ma come andate? Scusate, ma che modo è? Questa è Playa Bonita. Ma oggi è più difficile essere felici? Allora, secondo me forse il mondo in cui siamo inseriti, quindi il continuo paragone con ciò che vediamo nei social network o quant'altro, potrebbe, diciamo, rendere più difficile la percezione di felicità. Però chiaramente è tutto soggettivo, quindi dipende da come la viviamo noi. Dico, tu sei felice? Io felice di essere qua sicuramente, dell'intervista ne possiamo parlare. Parliamone. Avere la felicità basta poco, no? Non lo so. Non lo so, a volte bisogna anche Il saggio costruirsela. del quartetto non sono io qua, E quindi... chi è il saggio del quartetto? Aspetta che mi sposto, vado oltre, perché ci sono due ragazze che stanno studiando e giustamente io voglio saperlo. Ragazze, ma per essere felici oggi, insomma, a parte che è più facile o più difficile rispetto a un tempo? Vabbè, la difficoltà è sempre la stessa, cioè non è che cambia il periodo, cambia la difficoltà. Bisogna essere la persona a saper trovare la felicità. Diciamo che era più facile essere felici un tempo, secondo me. Che mi ricordo a scuola, alle elementari, che c'era un vecchio quadro con scritto si stava meglio quando si stava peggio. È vero. Potrebbe essere forse la verità. Cioè, dipende il contesto che si va ad analizzare, perché tipo, secondo me oggi il telefono, no, ad esempio, i social danno molta più felicità nelle persone, perché tu prendi uno stile di vita, lo guardi che magari non è mai quello stile di vita, loro ti fanno vedere solo quello di bello che c'è e tu ti metti appresso a voler inseguire per forza quelle cose e non ti concentri magari sulle cose del giorno, non dico di certi momenti che magari andrebbero goduti di più. Secondo me oggi potrebbe essere più difficile perché appunto abbiamo degli standard diversi rispetto ad un tempo, però la felicità è soggettiva, nel senso che comunque per me può essere una cosa più piccola rispetto o una cosa più grande rispetto a qualcun altro, però allo stesso tempo bisogna appunto capire che pretese si hanno e che cosa si intende per felicità, cioè prima dovremmo partire da quello che è la felicità per ognuno di noi. Non lo so, anche stare con i miei amici tranquillamente al mare come oggi, sono questi i momenti che secondo me mettono più felicità, quelli più semplici. Anche perché, voglio dire, basta poco per essere felici, così dice il detto. Basta davvero poco, una bella giornata come questa, il mare, un gelato, una birra. Sono questi, anche per me, sono d'accordo con quello che ha detto lui. Passare un pomeriggio con gli amici. Potersi raccontare. Raccontare cose, parlare, cioè è veramente bello. In questo momento loro, per colmare il loro momento di non felicità perché stanno studiando, sono venuti in spiaggia e ci racconta questa cosa, il saggio del gruppo, come bisognerebbe affrontare le relazioni personali, sui social o invece live, dal vivo. Sicuramente in presenza, cioè non c'è dubbio. Una persona Nella vita reale. La vita reale, bravo, hai È detto quella che poi conta di più. sul concept della felicità, no? Oggi abbiamo tanto, quindi a volte è proprio quello forse lo sbaglio? Secondo me sì. Secondo me dovremmo accontentarci delle piccole cose, essere felici di queste piccole cose, il mare, il sole. Purtroppo ci sono le pietre pesanti che rompono, però va bene. Però va bene così, cioè non si può avere tutto alla vita. Esatto, capito? E quindi questo. Un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Vita lenta. Vita lenta, questa mi è piaciuta, ragazzi, consiglio per l'estate. Senti, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao amici di Playa Bonita, buona estate. Un saluto a tutti, Playa Bonita da Liguti. Un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao. Oggi Bettux è in spiaggia con una domanda curiosa e un po' provocatoria. Hai mai postato una foto per far ingelosire qualcuno? Scopriamo cosa ne pensano i protagonisti di oggi. Hai mai postato una foto per far ingelosire qualcuno? Certo. Sì.
Ovviamente, perché? Perché se lo meritava? No, foto no, forse un video. Che video era? Un video in discoteca, tranquillo. Ah, ok, solo un video in discoteca. Però ha funzionato, mi ha bloccato, non l'ho più visto. Foto che ero con delle amiche. Erano amiche veramente? Sì, amiche veramente. Però lei non ha creduto che erano delle amiche. Ma che foto era, un mare? Eravamo a ballare, tutti insieme. Era una foto in pantaloncini, io ho tirato un po', solo un po'. Un vedo e non vedo, ha funzionato alla grande. Poi non ho mai postato una foto così, però nonostante questo ho trovato la macchina a scoppio e pure graffiata. E pensi sia stata quella persona? Più di una. E come ha reagito questa persona? Male, malissimo. Ci siamo anche lasciati. Però dopo tanto tempo siamo ritornati insieme. Era state insieme, eh? Certo, ci siamo anche sposati. Direttamente. Come ha funzionato? Racconta. Parolacce? Pensavo fosse una foto con qualcun altro. No, non ne ho bisogno. Già solo così può anche funzionare, non c'è bisogno di mettere una foto con un altro. Se sei femmina. Anche se sei maschio, se sei bravo. Hai mai postato una foto per far ingelosire qualcuno? Sì, certo, Più di una. più di una. Che foto era? Vabbè, una foto da sola e una con un ragazzo mentre ballavo. No, che mi ricordi no. Che ti ricordi? Allora non ti ricordi bene? No. Sempre postate foto per allontanare le ragazze, funziona. Ma perché ti hanno bloccato? La gelosia delle ragazze. Al massimo postare foto di luoghi dove sono stato, magari faccio capire se sono andato a ballare. Allora l'hai fatto? Così, ma non foto. E a chi lo devi fare capire questa cosa? Lo dovevo fare capire. Magari quindi, allora ex, queste cose. Allora l'hai fatta anche tu? Ogni tanto sì, però niente di che. Ha funzionato? Luoghi? No, mai. Che ti è scritto? Si può dire? Posso dirlo? Lo dico in italiano. Più in italiano possibile. Sì, mi ha detto ti sembra che non l'ho capito, che è fatta apposta per me? Sono stata proprio pulita nel dirlo. Ragazze, postate foto e fate ingelosire i vostri fidanzati. Postate foto col culo di fuori soprattutto. Funziona, vi lasceranno tutti. Cosa pensi di chi lo fa invece spesso? Spesso vuol dire che c'è qualche problema, magari vuole suscitare qualche interesse, però se non ti risponde la prima volta, cioè se non ha nessuna reazione la prima volta, vuol dire che forse è meglio che molli. Facciamo questa terapia, vi consiglio di andare da un bravo psicologo e poi magari provare a rifrequentare delle persone. E a queste ragazze invece che ti hanno bloccato lo possiamo dire qualcosa? Avete fatto bene, sono in pace. Non tornate più. Salutiamo Playa Bonita. Ciao Playa Bonita. Ciao Playa Bonita, grazie per l'intervista. Un saluto a Playa Bonita. E alle ragazze. E alle ragazze che fanno le corna. Ciao ragazzi, non postate più niente su Instagram, fatevi la vostra vita. Siate indifferenti, oh? L'indifferenza è la migliore cosa. Dicono che l'estate sia la stagione dell'amore, ma nei mesi più caldi dell'anno e durante le vacanze estive possono nascere dei sentimenti veri? Andiamo a scoprirlo. Ti è mai capitato di innamorarti in vacanza? Allora no, non mi è mai capitato innamorarmi, però sai quelle cotte che tu dici incontri un ragazzo e dici non so mai quando lo rincontrerò. Sono le classiche cotte estive, diciamo. Quindi carpe diem, vivi l'attimo. Sì, io credo nel carpe diem, io lo dico sempre, vivi l'attimo sempre. Allora ragazzi, voi andate in vacanza, siete tipi da spiaggia? A Piore c'è Malura, però comunque sì. Idem. Ma vi è mai capitato in passato di innamorarvi in vacanza? Conoscere una ragazza, un viaggio tra amici? Questo è un argomento che è trattato un pochettino delicato. Ibiza, Mykonos, Lloret de Mar, ma secondo te in tutte queste località turistiche estive può nascere un vero amore durante una vacanza? No. Come mai? Perché secondo me se conosci una persona in viaggio poi non è che la frequenti dopo, cioè è una cosa estiva, resta nel viaggio, poi tu te ne torni a casa e basta. Sì, secondo me sì, anche perché io credo all'amore a prima vista, quindi sì. È successo? Ma raccontatemi, ditemi qualcosa, com'è nato questo amore in vacanza? Senza fare nomi, eventualmente facciamo cognomi. Ok. In sintesi, comunque uno va a ballare, gli offre il cocktail.
una cosa, una scenata. E poi, boom, vai nell'hotel. E qua è un amore che comunque è un amore passionale che durerà nel tempo, quale solo 5 anni da vacanza. Quindi secondo te non ci sono quelle eccezioni che magari confermano la regola? No, magari sì, però sono rare. Chissà se magari, cosa vai a vedere Bad Bunny? Sì, perfetto. Bruno Mars. Perfetto, quindi abbiamo il perreo e poi il cantare, lo sgolarsi. E chissà se proprio in questo concerto dello sgolarsi trovi un romantico così che appunto durante la tua vacanza, sbam, confermerà la tua tesi. Certo. Sì, può nascere dell'amore, però diciamo che in percentuale secondo me sono più storie diciamo brevi che durano solo lì in vacanza, però non si sa mai nella vita, può capitare. Tutto è possibile. Abbiamo capito come nascono, come crescono, ma poi durano in effetti. No, onestamente no. Io non l'ho ingaggiato mai di Catania. Ma la persona che ti ho incontrato era di Catania o no? Era spagnola. Ah, ok, quindi ovvio, come dovresti mai incontrare? La mia era di Belgio. Quindi ragazzi, ma voi siete internazionali, state portando comunque l'uomo catanese in giro per il mondo, avete una responsabilità importante. Diciamo di sì. Secondo te che presupposti devono esserci per mandare avanti una relazione che magari è nata appunto in un contesto estivo o chissà magari in una meta come Ibiza, Mykonos? Innanzitutto la distanza, io penso che è la prima cosa. E poi il volersi vedere, il voler stare insieme, trovare dei punti in comune, il divertirsi. Spero vi siate comportati bene con queste ragazze perché dobbiamo fare bella figura. Certo, sempre. La prima cosa, con questa faccia d'angelo come posso. La prima cosa, ragazzi, è essere educato, rispettoso, confronti nella donna. Avere galanteria. Confronti nella donna, la galanteria prima di tutto. Bravi. Perché comunque siamo stati insegnati in questa maniera. Un saluto a Playa Bonita, un bacio, vi amo, ciao. Un saluto a Playa Bonita. Un saluto a Playa Bonita. Un saluto a Playa Bonita e a tutti i telespettatori. Amici di Playa Bonita, siamo qui, zona Ombrellini, centro storico di Catania, per andare a fare una domanda curiosa. Quante volte hai usato una bugia per rimorchiare? Quindi bugia per rimorchiare. Andiamo a chiederlo ai ragazzi. Hai mai detto una bugia per rimorchiare? Vabbè, questo sì, purtroppo siamo anche in parte dovuti a mentire, se ci pensi. Al massimo per non rimorchiare. Quindi c'è la versione al contrario questa sera, la prima in assoluto, la versione per non rimorchiare. Quindi per farlo andare via? Esatto. E qual è stata? Il mio fidanzato. E una volta mi è successo che ero a ballare, è venuto un ragazzo a presentarsi, ho preso un altro ragazzo che era dietro di me fingendo che fosse il mio di fidanzato. Perché lui era troppo insistente? È stato troppo diretto, è impacciato, mi sono sentita un po' in imbarazzo e la prima cosa che mi è venuto da fare comunque è stata quella, girarmi e far finta di prendere un uomo e fingere che era il mio ragazzo. Bugia finti bene, sarebbe? No, un qualcosa magari che ti apre la strada, magari per fare breccia sulla ragazza e poi comunque ti presenti per la persona che sei. Ti apre la strada, ma quindi quale noi vogliamo sapere qual è stata proprio la bugia nel concreto? Ma a parte essere ricco, alcune volte ho mentito sul lavoro, però niente di troppo grave, ecco. Mi sono venute le mie cose, non posso uscire. Ma era vero o non era vero? Assolutissimamente no. Come il mal di testa? No, allora io considero che lavoro in un negozio di ricambi auto, ok? Però molte volte dico di essere banchiere, a volte dico di essere finanziere, anche ingegnere. Cioè anche finanziere? Ma perché proprio finanziere? Sono serio. Sei? Sono serio. Cioè, fammi capire, hai detto che sei serio? Sì. L'importante è essere sinceri e la verità va sempre avanti. Io gli dicevo la verità. Cioè, già che sono povero, in più gli dicevo che non è tavolo, gli dici questo non è niente, diciamo non veniva proprio. Che sono il figlio di un presidente forse. Qualcosa sì, ho cercato di fingere sul mio non essere troppo
Un po'... Un po' non egocentrico. A volte sì. A volte, ma adesso me la devi raccontare. Tipo? Mi informavo sui suoi interessi e io mi fingevo interessata. Io ho voluto esagerare, mi hanno chiesto che lavoro facessi e ho detto sono un venditore di yacht. Addirittura venditore di yacht. Hai mai utilizzato una bugia al contrario invece per non rimorchiare? Sì, certo. Tipo, fammi un esempio. Rimorchiare, beh, sempre. No, vabbè, io dico solamente ogni tanto ci sta a mentire, poi se le cose si fanno più serie semplicemente si dice la verità. Bisogna essere oggettivi. Sono malata. La scusa frequente è sono impegnata con la tesi di laurea, quindi non posso uscire. Cioè, quanto dura sta tesi? Fammi capire, no? Perché poi lei ha scoperto che tu non eri uno sceicco. Molto dopo. Molto dopo. E qual è stata la reazione? Scusa. La reazione è stata tranquillissima. Ah, tranquillo. Sì, si è messa a ridere. All'inizio no. Quante volte hai utilizzato la tesi per non uscire con un ragazzo? Da 5 mesi a questa. Da 5 mesi, quindi vuol dire che hai tante richieste? No, tante richieste no, però. Però ci sono tanti ragazzi e la scusa è sempre quella. La tesi di laurea sto studiando, magari già è pronta. Un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao. Ciao Playa Bonita. Un saluto. Ciao. Ragazzi, bugie solo sugli interessi, Solo sugli interessi. Un saluto a tutti ragazzi, viva Catania soprattutto e la carne di cavallo. E le bugie a fin di bene? Bugie a fin di bene. No, sì. No. Sincerità al massimo, la relazione si costruisce sulla sincerità. Giusto. E sulla fiducia. Giusto. Flazio Domains permette di creare la propria identità digitale in pochi minuti. E se potessimo creare un dominio da dedicare al nostro ex fidanzato o alla nostra ex fidanzata, quale sarebbe e perché? Sono curiosa di scoprirlo. Andiamo a vedere assieme. Se potessi acquistare un dominio online per la tua ex su Flazio Domains, quale sarebbe e perché? A me per il momento mi viene di cuore www.getyourstreetandyourblacklime.com. Prendi la tua strada, scusa, spiegami bene, traduciamo. Sarebbe in catanese, no, in catanese no, dai, non ci sta. Prendi la tua strada e la strada nera, proprio buia, quella black. Immagino che sia più. Vai. Conosci Flazio Domains? No. È un sito che ti permette di acquistare la tua identità online, il tuo dominio online, in pochi minuti. Per esempio www.ragazzabellissima.it. Se tu potessi dare al tuo ex un dominio online, quale sarebbe? È finita poco bene questa relazione. Sì, questa è finita poco bene. Però vediamo se... Adesso sono sposato, ho un bimbo piccolino, è un amore. C'è Gabriele nella mia vita, 8 mesi, è veramente una gioia. Che auguro a tutti di avere ovviamente un bimbo. www.confusosonouna.com. Immagino il perché. Ciao, ce l'ho ancora con te dopo 6 anni, però ti voglio bene in fondo. Però dobbiamo vedere se su Flazio Domains esiste questo dominio. Io ne dubito. Essere, guarda, può essere di sì, può essere di no. Creiamolo noi, dai, così glielo dedichiamo a lei. www.getyourstreetandyourblacklime.com. Arrivederci. In fondissimo. Molto in fondo. Vediamo se su Flazio Domains esiste in effetti questo dominio. Ti prego, sì. Conosci Flazio Domains? No. È un sito che permette di acquistare ed avere un'identità online in pochi minuti. Acquisti il tuo dominio, che quindi sia www.calcio.it, eccetera, eccetera. Perfetto. Se tu potessi acquistare un dominio per la tua ex, come lo chiameresti? Non si può dire, mi censurano, mi trattano male, poi non mi fanno parlare. No, dimmelo. Lo posso dire? Dimmelo. Dai, sono buono, falsa.it, mi tengo edulcorato. Giusto, rimaniamo sempre dalla parte corretta. Dobbiamo essere sempre i giusti. Immagino non sia finita bene. No, non è finita bene. Però fortunatamente sono fidanzato da 10 anni con una splendida ragazza, quindi non mi posso lamentare. Tutto è bene quel che finisce bene. Se potessimo comprare un dominio alla tua ex ragazza, quale compreremo e perché?
non lo so, il dominio della miglior malvagia, non ti dico del mondo, ma della città, dai, di Catania. Quindi è www.malvagio.it anzi .ct per essere, .ct. per essere Specifici. preciso, per essere preciso. Andiamo a vedere su Flazio Domains se esiste. Andiamo. Però andiamo a vedere su Flazio Domains se esiste questo dominio. Ok. Se lei fosse nato 12 anni fa, oggi quanti anni avrebbe? Non te lo posso dire. Perché? Perché non te lo posso dire. Cosa ama di suo marito? Tutto. Io i capelli. È lì. Che non c'è quello senza capelli. Ma è senza capelli! Quindi è un particolare positivo allora. Però li aveva. Se fosse nato 20 anni fa, quanti anni avrebbe adesso? Farei tante cose. Tipo? Cosa farebbe? Farei tante cose. Tipo? Sei innamorata quando aveva i capelli e ora invece sto sentimento c'è ancora? Certo. Tante cose. Quello che penso io? Quindi anche se fosse nato 30 anni fa. Meglio ancora. E quindi quanti anni avrebbe? Sono curioso di saperlo. 24. Mi raccomando, concentrati. Anzi, mi deve dire un pro e un contro. Il contro che è troppo rompiscatole. Quindi sono tutti contro. Che è gentile. Non è poco, eh. Quindi se fosse nato 20 anni fa, oggi avrebbe 24. 20. Mi sto confondendo, sta dicendo troppe cose diverse. Secondo te in questa immagine cosa c'è che non va? Allora, la palla. Stanno giocando a basket. Ok. La palla è da calcio. E poi... Si può giocare lo stesso secondo me. Sì, però non so se rimbalza bene. O rimbalza di più. O rimbalza di più. In base a come è gonfiato. Poi cosa c'è di strano secondo te? Vi dico 8 parole e voi le ripetate dopo di me. Ok. La sorella di mamma mia e zia mia. La sorella di mamma mia e zia mia. È così? È così? La sorella di mamma mia e sorella mia. No, zia! Zia! Cosa vi spinge a uscire il sabato sera? Gli amici. Mi dovete trovare il numero 33 in questa foto. Io direi che è qui. Troppo scontato sarebbe se fosse lì. Vediamo quanto tempo ci mettete a trovarlo. Vediamo chi è il più veloce, Il tipo. numero 33? Sì. Vi giuro che c'è. Di nuovo. La sorella di mamma mia e la zia mia. Ci hai pensato troppo. Io sono schietto, le donne. Ma tu sei fidanzato, no? No. Quindi tu esci pensando che ci sia una donna? Sì. Perché? Ti vuoi fare vedere? Sì. Vediamo chi vince tra voi due e chi lo trova prima tra voi due. C'è il numero visivamente, il 33 c'è in questa foto. C'è. Non è un inganno. C'è, te lo giuro, c'è. Ma in generale, no? C'è il numero 33. Oh, buonasera ragazzi. Si può ingrandire. Vediamo chi di voi trova per primo il numero 33. Si può ingrandire? No ragazzi, no, potete ingrandire. Non potete. Ma anche quello rosso. No. Mi presento intanto, piacere. Fai finta che lui sia una donna. Vai, comportati come se lui fosse una donna. Vediamo l'approccio come sarebbe. Vai, naturale. Ti ho visto là sotto, sei molto carino, piacere, siamo. Due gemelli, uno si chiama Natale e è nato a Natale. Pasquale. No, aspetta, non ho capito niente, ripeto. Ci sono due gemelli, uno è nato a Natale e si chiama Natale. Pasquale invece quando è nato? A Pasqua. No, sembra a Natale perché sono gemelli. Gemelli, scusa. Dire no, da qua. Quello rosso. No. Vediamo chi lo trova. Niente, vince. Aspetta. Si serve. Vediamo se voi l'avete trovata invece. Vento tra i capelli, sali sulla pelle e la musica che batte in testa. L'estate è un'equazione semplice, fatta di spiagge affollate e pensieri leggeri. Abbiamo ascoltato i vostri sorrisi e la vostra voglia di mare. Continuiamo a girare.
continuiamo a cercarvi. Da Playa Bonita, alla prossima!